16° turno del campionato giovanissimi provinciali messinese, il girone B ci portava al Gardesport di Mili Marina per assistere alla sfida tra Real Ritiro e Scuola Calcio Sicilia, padroni di casa di mister Bosio, reduci dalla sconfitta sul campo del Gescal Stadium contro la capolista Sporting Atene per 4-1 che li ha visti fermarsi a quota 20 punti in classifica, terza forza del campionato. Ospita la Scuola Calcio Sicilia, reduce anch'essa da una sconfitta, quella casalinga per 2-3 contro il Gescal, e fanalino di coda del girone con solo un punto in classifica. Dirige l'incontro il signor Davide Quattrotto della sezione di Messina, quando possiamo passare a elencarvi 22 scelti e 2 allenatori. Per il Real Ritiro: Colucci, Lanzafame, Silipigni, Amante, Bruno, Antonazzo, De Gaetano, Schepis, Ragusa, Di Natale e De Luca. Per la Scuola Calcio Sicilia: Scardigno, Quartaronello, Cantio, Messina, Piccione, Sciliberto, Dell'Acqua, Russo, Guglielmo, Runci e Iacono. Si stringono a cerchio gli aquilotti del Real Ritiro prima del consueto minuto di silenzio osservato su tutti i campi per la morte del capitano della Fiorentina Davide Astore. Pronto e via, e siamo partiti già col film della gara. Il primo tentativo della Scuola Calcio Sicilia, fa buona guardia Silipigni che allontana sulla linea un pericoloso pallone. Risponde all'altro lato con questo bel destro a giro di Schepis che fa la barba al palo alla sinistra di Scardigno, che verrà battuto dagli sviluppi del calcio d'angolo seguente, dalla deviazione del proprio compagno di squadra Runci, che lo inganna. Real Ritiro subito avanti, che ha l'occasione addirittura di raddoppiare. Infatti Andrea De Luca raccoglie una rimessa corta di Scardigno, ma si perde sul più bello sciupando una ghiottissima occasione. Non farà lo stesso il bomber degli Aquilotti Ragusa, che qui entra in area da sinistra verso destra, attraversa l'area di rigore in orizzontale e scaglia il destro che batte Scardigno per la seconda volta. È implacabile quando vede la porta il numero 9 di mister Bosio, che di lì a poco ci concederà anche il bis. Questa volta il tiro al volo è una perla che si spegne all'incrocio dei pali. Doppietta personale e 3-0 per il Real Ritiro quando sono passati appena 26 minuti sul cronometro. Da riapprezzare però il bel destro del bomber della formazione del presidente Tavilla. Sembra archivata la pratica per il Real Ritiro, che però subirà il ritorno della Scuola Calcio Sicilia. Qui infatti si deve impegnare il giovane classe 2004 Colucci per sventare guai peggiori. Arriva a seguire il duplice fischio il direttore di gara 4-8, che manda le squadre a riposo sul risultato di 3-0. Ad aprire ci ha pensato con un autogol Runci, a seguire la doppietta di Ragusa decide fin qui la gara. Arriva anche un cambio per mister Bosio con Antonazzo che lascia campo a Gentile. Quando si torna subito in campo però con un'occasione per la Scuola Calcio Sicilia, è attento in presa bassa Colucci, non potrà far nulla a seguire sul tentativo del numero 9 Gioele Guglielmo. Il classe 2004 infatti è abile a controllare col mancino, aprire il piattone e mirare il palo lontano. Accorcia le distanze la Scuola Calcio Sicilia, che ora ci crede e vedrà in Guglielmo uno dei migliori giocatori in campo. Qui stava per trovare un gol alla Zinedine Zidane, la volée di sinistro sfortunatamente termina alta sulla traversa. Dall'altro lato il Real Ritiro invece è fortunato, e come. Infatti il lancio lungo di Schepis inganna Scardigno, probabilmente lo scalino dell'area piccola dei Mili inganna il giovane classe 2006, che di fatto si mette il pallone da solo in porta. Real Ritiro che allora torna avanti 3 lunghezze. La marcatura è da segnare a Paolo Schepis quando arriva un altro cambio con De Luca che lascia campo a Rustica, quando però si rende pericolosa la formazione della Scuola Calcio Sicilia con questo tentativo di Dell'Acqua operato sul binario mancino che impegna Colucci. Arriva un altro cambio intanto per mister Bosio, che getta nella mischia anche Micalizzi al posto di De Gaetano, quando sarà costretto Giovanni Lanzafame, classe 2003, a sgambettare ancora una volta Dell'Acqua, che è andato via come una freccia sul binario mancino. Doccia anticipata per il numero 2 di mister Bosio. Dagli sviluppi del calcio di punizione seguente, Alessandro Russo calcia una bomba verso la porta difesa da Colucci. Termina alto il suo tentativo. Triplice cambio per mister Bosio con la staffetta tra i pali tra Bonaventura e Colucci. A seguire anche Silipigni lascerà spazio a Conti e Amante al numero 17 De Francesco, quando riuscirà ad aprire definitivamente la gara nel finale. La formazione della Scuola Calcio Sicilia si infola infatti ancora una volta Dell'Acqua. Questa volta viene sorpreso Bonaventura, preso in controtempo dal tentativo col destro del numero 7 la Scuola Calcio Sicilia, che a seguire a un'altra occasione si supera in un primo momento Bonaventura, poi torna lì il pallone per Dell'Acqua, che sigla anche lui la doppietta personale, la seconda quest'oggi dopo quella di Ragusa, che fissa il risultato sul definitivo 4-3. Un po' di apprensione nel finale per gli Aquilotti di mister Bosio, che riusciranno comunque a difendersi con ordine e ripartire. Qui ci ha provato proprio allo scadere Ragusa a servire un compagno. Il triplice fischio del direttore di gara a 4 occhi però sancisce la fine
delle controversie. Game over al Gardesport di Mili Marina, il Real Ritiro porta a casa la terza vittoria nel girone di ritorno per 4-3, blindando così il piazzamento in vista delle fasi finali playoff nella prossima uscita visita allo Sporting Barcellona. Da Claudio Costanzo allora è tutto, un saluto e alla prossima.